Al vertice in prefettura ha partecipato anche il sindaco di Lampedusa, che si è ritenuto soddisfatto del vertice, ribadendo la necessità che lo Stato ci aiuti con misure concrete, strutturali e stabili a governare questo dramma umano, o ci deve presentare tutte le incombenze che derivano dalla gestione dei flussi migratori, tenendo presente che Lampedusa è indenne da quelli che sono i danni. Il governo deve consentirci di poter assumere il personale, ho 15 dipendenti in tutto, la metà di questi impiegati sono quotidianamente impegnati a risolvere questioni e problemi dell'hotspot, a iniziare dall'ufficio di Stato civile, che è perennemente impegnato a fare le pratiche per le vittime. Effettivamente il governo è in carica da pochi mesi, un primo aiuto ci è stato dato all'interno della legge finanziaria, abbiamo chiesto ulteriore supporto anche perché il fenomeno dell'immigrazione a Lampedusa ne è protagonista da circa 25 anni, quindi ci portiamo dietro un retaggio anche degli anni passati per il quale abbiamo chiesto di intervenire adesso con il milleproroga. Guardi, è stato un vertice più tecnico rispetto insomma, a quelli che sono gli arrivi sul nostro territorio, si è discusso appunto anche di aspetti penali, insomma di aspetti prettamente operativi. Io naturalmente faccio il sindaco, ho cercato di spostare l'attenzione a quelle che sono appunto le problematiche che riguardano l'isola e ho detto che comunque da questo fenomeno si deve tenere indenne il territorio da quelle che sono le conseguenze che in qualche modo l'isola subisce. Lei si ritiene soddisfatto di questo vertice? Al momento sì, spero che appunto poi arrivino le risposte che ci aspettiamo. Sull'aspetto delle morti, lei si è lamentato di queste morti continue sull'isola? Quello è l'aspetto più drammatico purtroppo, l'aspetto più drammatico che colpisce anche umanamente e che in qualche modo, come dire, meriterebbe veramente un'attenzione particolare da parte non soltanto del governo ma anche dell'Europa. Io più volte ho invocato l'Europa a cambiare il regolamento di Dublino, a lavorare su quelli che sono i corridoi umanitari. L'anno prossimo saranno 10 anni dalla strage del 3 ottobre, in realtà è cambiato poco, è cambiato nulla. Per cui spero che veramente ci possa essere un cambio di passo da questo punto di vista. Avrà interlocuzioni con il Parlamento europeo? Sì, se serve sì. Io avevo fatto anche una provocazione, insomma, quest'estate durante la commemorazione del 3 ottobre, dicendo che a mio avviso la presenza della porta a Lampedusa aveva esaurito il suo significato, ma perché tutto quello che Lampedusa, gli abitanti e le forze preposte a soccorso e all'accoglienza possono fare l'hanno fatto. Io penso che veramente l'isola ha dato dignità e continua a dare dignità sia al nostro paese e anche all'Europa. È il caso appunto che l'Europa cambi un po' quelle che sono le politiche migratorie.